20 anni fa, eletto con il centro-sinistra ed europarlamentare. Aveva pubblicato anche numerosi libri, l'ultimo dei quali uscito nel 2021. Lascia la moglie e un figlio che vive a Mosca. Il messaggio di cordoglio è arrivato da parte del presidente della regione Fedriga. La sua morte, ha detto, rappresenta una grave perdita per la nostra regione e l'intero paese, sia sotto il profilo umano che professionale. Uomo di grande spessore culturale e professionale, nel suo ruolo di giornalista, in particolare di inviato all'estero, ha saputo raccontare quanto accadeva anche nella loro Unione Sovietica e i cambiamenti che hanno riguardato i paesi dell'est. Di lui va inoltre ricordato l'impegno politico. È stata una serata tragica sulle strade della nostra regione, diversi gli incidenti stradali, tra questi anche uno mortale a Monfalcone. Di ieri e questa notte si sono verificati nella nostra regione diversi incidenti stradali, uno addirittura mortale. Quello che ha costato la vita ad un ciclista straniero di 30 anni si è verificato poco prima delle 20 di ieri sera in via Colombo a Monfalcone, vicino all'Hotel Italia. Per cause al vaglio della polizia locale della città dei cantieri, il conducente di un veicolo ha investito il ciclista, che per le gravissime ferite riportate è deceduto dopo poco in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e l'equipaggio di un'ambulanza inviata in codice rosso dalla Sores con la massima urgenza. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e atterrato nel vicino campo sportivo. Un secondo grave incidente stradale è avvenuto attorno all'1:30 di questa notte in via Pola a Pordenone. In questo caso i feriti sono 4, di cui un ragazzo che versa in gravi condizioni e in pericolo di vita, e altri 3 giovani sono feriti in maniera seria. I 4 giovani, 2 ragazzi e 2 ragazze, tutti cittadini americani di stanza alla base USAF di Aviano, stavano viaggiando a bordo di una vettura. Il conducente ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero. Come detto, nell'impatto violentissimo è rimasto ferito in maniera molto grave uno dei passeggeri, un giovane statunitense. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di 4 ambulanze e dalla elibase di Campoformide decollato l'elicottero. Il ragazzo più grave è stato trasportato in volo nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni critiche in codice rosso con la massima urgenza. Gli altri 3 sono stati accolti in ospedale e trasportati con le ambulanze. Altro sinistro a luna di questa notte a Premariaco in via Borgoviola. Un ragazzo di 16 anni e uno di 20, entrambi residenti a Cividale, sono finiti in ospedale. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Premariaco, il neopatentato al volante di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo, che si è capottato finendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Per i 2 ragazzi che viaggiavano sulla stessa auto non è stato necessario il trasporto al Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, perché le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto ci si poteva inizialmente aspettare. Sono stati comunque entrambi trasportati con l'autolettiga al nosocomio del capoluogo friulano. Diverse le ferite che hanno riportato, ma non sono in pericolo di vita. C'è stato un incendio a Gorizia e 6 famiglie sono state evacuate da una palazzina Ater, incendio che si è sviluppato al primo piano della palazzina che sorge nella zona di Montesanto. L'allarme è scattato intorno alle 19:30 nell'appartamento al piano terra dove si sono sviluppate le fiamme che hanno completamente distrutto. In quel momento non c'era nessuno. A dare l'allarme sono stati gli inquilini degli altri appartamenti invasi dal fumo della combustione. La centrale operativa del NU ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Gorizia, sono arrivati con un'autobotte, un'autoscala, personale, portare cibo e acqua alle persone impegnate nello spegnimento dell'incendio e il funzionario di guardia. L'equipaggio di un'ambulanza ha controllato tutti i condomini, per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Le persone che non hanno potuto trascorrere la notte da parenti o amici, dal momento che tutto lo stabile è stato evacuato, sono state alloggiate al Palace Hotel di Corso Italia a spese del comune di Gorizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Questura del capoluogo isontino. Ancora ladri nelle canoniche, nelle chiese della nostra regione. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stata la sacrestia della chiesa di San Michele Arcangelo a Canussio di Varmo, con i ladri che hanno forzato la porta laterale della sacrestia e hanno frugato ovunque cercando denaro nella cassetta delle offerte o altri valori negli armadi, poi però se ne sono andati a mani vuote. Dopo la scoperta è scattata la chiamata al 112 e sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Latisana per tutti i rilievi per avviare le indagini.
E attenzione alla truffa della stella di Natale, perché in questo periodo si escogitano raggiri legati al periodo festivo con proposte di agrumi, raccolte fondi per associazioni caritatevoli o per i bisognosi, per poi confondere gli anziani e farsi consegnare del denaro oppure per rubare all'interno delle abitazioni dei malcapitati. Un caso è successo nel pomeriggio di ieri a una pensionata di Comeglians che si è accorta poi del raggiro, del fatto di essere stata derubata solo in un secondo momento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tolmezzo che si occupano delle indagini. Con grande soddisfazione il testo sottoposto all'esame della paritetica ha ottenuto l'approvazione unanime di tutti i componenti. Stiamo parlando di una norma di attuazione dello Statuto della Regione che per la prima volta contempla la possibilità in una legge sui contratti pubblici di includere la tradizionale ripartizione lavori, servizi e forniture, riportando così ad unità i settori caratterizzati da proprie peculiarità. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti all'indomani del via libera ricevuto da Roma, un provvedimento molto atteso per la Regione che ora può infatti organizzare la disciplina generale in materia di contratti pubblici in maniera uniforme per i 3 settori dei lavori, servizi e forniture entro il perimetro dei limiti statutari. E andiamo a Lignano, dove da ieri è iniziato ufficialmente il periodo del Natale con l'accensione dell'albero e di tutte le luminarie. Lignano a Natale cerca di riunire la propria comunità, però il Natale è anche un momento per garantire la nostra promozione verso l'esterno, perché sono molti gli amanti del mare anche durante il periodo invernale. Abbiamo voluto proprio cercare di decorare l'intera città di luce come motivo di speranza, e la manifestazione del Natale, che è costituita anche da chioschi enogastronomici, prevede la possibilità di accedere solo con il possesso del Green Pass, così anche per la mostra che è legata al presepe di sabbia. Quindi tutte le misure di sicurezza igienico-sanitaria sono state adottate e devo dire anche che il rispetto, insomma, è molto elevato. Una Lignano sempre più partecipata. Guardate, oggi abbiamo inaugurato in un periodo comunque non semplice questa manifestazione, c'è una partecipazione ricchissima di persone. Mi dicono che in questo weekend ci sono anche, proprio venuti giù per l'inaugurazione, anche moltissimi austriaci, quindi una Lignano che sta in questi anni, in questo periodo, crescendo in maniera importantissima. Si stanno facendo degli investimenti non solo immobiliari ma anche in tutti quelli che sono i servizi complementari per i nostri turisti. Promoturismo presente a Lignano a questa manifestazione, promoturismo che in questa manifestazione andrà a promuovere e a vendere anche gli ski pass della montagna. Io l'avevo chiesto fin dall'inizio, voglio una regione unita, dei territori uniti messi in rete, e lo stanno facendo in maniera egregia. E poi insomma promoturismo che è una struttura fatta con i legni di Vaia, della tempesta Vaia, quindi una dimostrazione ancora una volta di quanto la nostra comunità è unita, quanto la nostra comunità è solidale. Musicisti da ogni parte del mondo hanno partecipato al concorso per giovani compositori indetto dall'orchestra giovanile Filarmonici Friulani, intitolato Le Nuove Musiche, dedicato al centenario della nascita di Astor Piazzolla. Grande successo per la seconda edizione del concorso di composizione Filarmonici Friulani Le Nuove Musiche. Un'edizione che riconferma la poliedricità dell'orchestra, che non valorizza solamente le professionalità dei giovani musicisti in senso di esecutori, ma di tutte le professionalità del mondo della musica, in questo caso la professionalità dei compositori. Il concorso ha visto la partecipazione di 15 candidati da 8 paesi diversi, quindi un concorso che dal Friuli si è aperto al mondo. Il vincitore è il palermitano Ferdinando Termini, il vincitore del primo premio. Il secondo premio invece va in Corea del Sud, mentre c'è, oltre ai 2 premi da bando, quindi il primo e il secondo, c'è anche un terzo brano, vista la qualità insomma del materiale pervenuto, che verrà pubblicato dalle edizioni musicali Pagani. La commissione era composta da maestro Mario Pagotto, insegnante di composizione al Conservatorio di Udine, Sebastiano Zorza, fisarmonicista, Adriano Del Sal, chitarrista, da Alain Pagani, della Pagani Edizioni Musicali, quindi un editore, e da me che sono il direttore artistico dell'Orchestra Filarmonici Friulani. Durante l'iter concorsuale abbiamo apprezzato veramente tanto alcuni lavori perché una caratteristica comune
è stata quella di non riproporre mai delle imitazioni dello stile di Astor Piazzolla, che era appunto il tema del concorso, ma delle rielaborazioni molto personali e in quanto tali molto diverse da candidato a candidato. Nuovo stop per il Pordenone che è stato sconfitto per 2-1 dal Benevento dopo una big. Ora ci sono però 2 occasioni di non fallire negli scontri diretti contro Cosenza e Crotone. Contro il Benevento il Pordenone era passato in vantaggio con una rete di Butic. Sentiamo Tedino. L'unica cosa che mi ha fatto imbufalire non è tanto l'aver perso 2-1, che a Benevento sotto certi aspetti uno pensa ci possa anche stare. Noi abbiamo cominciato il primo quarto d'ora che non mi è piaciuto nulla di quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto una partita non dalla mentalità, poi la squadra è venuta fuori, ha fatto una buonissima partita secondo me per tutto il resto della gara, restando sulle partite e complicando anche le cose al Benevento, che sappiamo che è una squadra comunque molto capace, molto organizzata, con dei ottimi giocatori. Queste sono cose che sapete già meglio di me, però la cosa che mi dà fastidio non so che deve salvarsi e non può cominciare una partita con questo tipo di approccio. Nella partita ci sono più partite, probabilmente se passa con quei 7-8 minuti lì la partita si incanala, è una partita molto diversa. Però sono stati bravi a crederci in Benevento e noi siamo stati un po' ingenui, soprattutto sul secondo gol. Noi sappiamo che fu un errore che abbiamo fatto, però tengo a precisare che la squadra è viva, ha dato dei segnali importanti anche oggi e voglio ringraziare tutti i tifosi che credono come noi nella possibilità, soprattutto quelli che ci hanno seguito oggi, che ci hanno dato anche un altro tipo di messaggio, secondo me molto importante, finita la partita, invece di contestare come fanno spesso finita una gara persa, ci hanno dato ancora di più coraggio e energia, quindi oltre a quello che abbiamo dobbiamo pensare anche di aggiungere quello dei nostri tifosi. Per questa edizione è tutto, vi do l'appuntamento a questa sera come sempre alle 19. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.